La circolazione dei quadri falsi è cominciata in modo consistente solo dopo l'inizio del cosiddetto boom economico. Era un fenomeno già presente negli anni 30 del Novecento e durante la Seconda Guerra Mondiale, ma solo in modo molto indiretto. A quel tempo la cosa riguardava le opere dell'Ottocento, sulle quali si erano buttati venditori di pochi scrupoli che le offrivano sotto forma di straordinarie occasioni provocate dalla particolare situazione del momento, famiglie divise dalla guerra, collezionisti ebrei che dovevano lasciare l'Italia e altre scuse o motivazioni di questo tipo. Gli anni successivi furono tranquilli, con qualche caso sporadico che riguardava soprattutto De Pisis, ma che fu presto circoscritto. Il fenomeno divenne allarmante solo verso la fine degli anni 50 del Novecento, causato dalla grande diffusione dell'arte contemporanea, che provocò un primo squilibrio tra la domanda e l'offerta, inducendo improvvisati operatori a trarne profitto ricorrendo alla vendita di opere false. I primi a essere umiliati furono alcuni pittori del Novecento. Si trattava di falsificazioni banali, abbastanza riconoscibili, anche se accompagnate talvolta da compiacenti autentiche che mascheravano l'imbroglio. L'opera d'arte era avviata a divenire un patrimonio prezioso e un bene da investimento. Cresceva con insistenza la domanda e si moltiplicavano le gallerie in tutta Italia, dirette in molti casi da operatori impreparati e incapaci di distinguere l'autenticità delle opere, che finivano così per divenire il primo obiettivo dei diffusori di opere false. Nel mercato comparvero nuove figure di venditori, millantati amici di qualche artista, consulenti che la sapevano lunga, modelle fin troppo astute, speculatori avidi che, agendo fuori dalle gallerie, cercavano i loro acquirenti tra persone inesperte, adescandole con il miraggio della grande occasione dell'affare d'oro, argomento che in realtà era solo uno specchietto per le allodole e mascherava quasi sempre operazioni disoneste. Il gioco implicava l'involontaria complicità del compratore, sovente impreparato, che si lasciava attirare dalla golosità dell'affare, trascurando quelle precauzioni che la sua imperizia avrebbe richiesto. Riflette Bruno Grossetti, il mercante dell'Annunciata. Queste sono considerazioni tratte dalle sue memorie edite da Mazzotta. Chi acquista un'opera d'arte da una galleria di sicuro prestigio può sentirsi tranquillo. Un mercante serio e solido, cioè in condizione di rispondere del proprio operato, non solo rilascia i certificati di autenticità e di garanzia delle opere vendute, ma avendo un nome da difendere e da sostenere, sarà sempre pronto a intervenire per rifondere il danno qualora gli capitasse di incorrere in un malaugurato incidente. Può capitare. Gli operatori clandestini, viceversa, non hanno nulla da difendere e nulla può consentire al danneggiato di rivalersi. È buona regola quindi tenersene lontani, oppure, qualora si tratti di offerte molto allettanti, farsi consigliare da persone veramente esperte o da galleristi di sicura onestà e competenza che sapranno evitare al compratore di incorrere in una truffa o comunque in un affare sbagliato. Soprattutto si deve diffidare delle occasioni troppo facili, troppo favorevoli, quasi sempre nascondono l'esca di un inganno. È accertato che questo malcostume è molto nocivo per l'espansione del mercato, dannoso oltre che per il compratore, anche per tutta la categoria dei mercanti d'arte. Tuttavia, dice ancora Grossetti, io ritengo che gli aspiranti collezionisti non debbano lasciarsi intimidire da tale eventualità. Certo bisogna essere accorti, usare prudenza, ma io penso che il mondo dell'arte sia in sé una cosa così preziosa e così bella che valga comunque la pena di entrarvi. Persino l'acquisto di un'opera dubbia, purché susciti passione e induca ad avviare una collezione, può considerarsi un fatto positivo. Può sembrare un paradosso, un'affermazione azzardata, ma l'esperienza mi insegna che a quel primo acquisto ne seguiranno altri più ponderati che annulleranno il danno della disavventura iniziale e apriranno gli orizzonti a un collezionismo colto e altamente remunerativo. Ci si affaccerà così a un mondo ricco e straordinario, un mondo del quale, dopo 50 anni, scriveva Grossetti, non mi sono ancora stancato, traendone solo il rammarico di avere ormai poco tempo per godere dei suoi appassionati sviluppi. Parole che mi sento di sottoscrivere. È come un manuale a come approcciarsi agli acquisti sul mercato dell'arte.